18 anni. Quando la intervisti ti puoi abbassare un po' così. Ti puoi abbassare così non. Esatto. Dicevi? Allora Giovanna, Ho 18 anni anche se non si vede. sei di Trapani logicamente? Sì, sì. Va bene, cosa ci canterai Giovanna? E essere una donna. Essere una donna di 18 anni. Ok. Peccato perché la Tatangelo doveva fare essere metà donna. Comunque lo stesso. Ascoltiamoci Giovanna allora, dai. Brava Giovanna, un applauso. Aspetta che non. Sì. Adesso ci ascoltiamo la mia Giovanna, vieni qua. In realtà è veramente mia cugina, non stavo scherzando prima. Carlo, quando sei pronto fammi un cenno, Ma perché proprio essere una donna? Perché io non lo sembro, quindi lo canto. Brava. Cioè lei effettivamente non ha tutte le caratteristiche, dice lei, per dimostrare che è una donna, invece se lo canta così, dice a tutti sono effettivamente una donna. Ma non è vero, perché è bellissima, guardate. Fai un giro? Ale? Guardate che splendore di cuginetta che ho. Carlo, sei pronto che non ho più niente da dire? Possiamo fare una scena con mia cugina, Dai, mentre Carlo cerca la canzone. Allora, si tratta di questo. Fai la prova a fare una scimmia. Mentre io vado. Non è mamma li fa tutti. Però Carlo, sei pronto? È pronto? No, non è pronto Carlo. Io ci scherzo sempre come dico. Ma non c'è bisogno, per fare la scimmia non c'è bisogno di muoversi, basta che stai ferma. Grazie. Ma no, poverino, ha già la faccia da scimmia, già madre natura l'ha castigato così e... No, dove... Oh, Carmelo! Stai fermo lì. No, devi cantare Carmelo, stai fermo lì. Sì, devi cantare. Quando Carlo è pronto stavo dicendo non ho più niente da dire, però posso raccontarvi la storia della sua vita. È meglio di no. Nacque esattamente nel bel 1988. Il numero di telefono ve lo do io stavolta, veramente però. È meglio di no. È il 339? Sì. 5742. Sì. Gli ultimi 3 numeri li diamo dopo. Va bene. Se volete è libera. Non è vero, ho l'anello al dito. E non mi ha detto niente che c'ho il cugino, non mi ha detto niente. Ma lei solamente per sport, effettivamente è un anellino comprato nelle bancarelle. È vero. E quindi è libera. Gentilmente, visto che stiamo a Stranamore Siciliano, io farei un appello. Se c'è qualcuno a circa 1,40 m d'altezza, è pregato di contattare Stranamore Siciliano che volendo anche più basso. Così anche più basso. Più alta. Allora, più basso di 1,40 m c'è la pensione, scatta la pensione statale, quindi è quasi un invalido, gioia mia, cioè non ho capito. C'era Tommasino però che cercava. Vedi? È un bell'uomo. Tommasino per esempio cercava. È un bell'uomo. Sì. Va. Tommasino per esempio cercava una fanciulla. È brutto, fa schifo proprio. No, Tommasino ti abbraccio. Ma è pieno di soldi. Te lo puoi prendere. Siamo pronti? Dalla regia ancora non mi dicono se siamo pronti. Questi sono i bigliettini. Ale! Ok, a questo punto all'Ongobroro, bella sta frase, all'Ongobroro, il bel detto siciliano proprio. Ragazzi, faccio un appello a tutti, se volete lasciare un videomessaggio a Stranamore Siciliano di qualsiasi tipo, qualsiasi carattere, qualsiasi cosa, ma fatelo pure. E Stranamore Siciliano è un divertimento per noi e per far divertire voi. Quindi di conseguenza se vi divertite voi, ci divertiamo anche noi. E guardate la trasmissione perché facciamo sempre cose nuove, cose interessanti, cose belle. Parliamo d'amore, parliamo di tipi strani, di tutto e di più. Alberto, io non so cosa ho detto prima però. Divertite voi, ci divertiamo voi comunque. Quindi poi per contattare anche lo staff di Stranamore Siciliano per qualsiasi evidenza, qualsiasi cosa. Il 348-0382-850, non dimenticate. Ok, quindi per qualsiasi cosa, matrimoni, banchetti, funebri. Ok, la mia Giovannina, pronti? Ascoltiamoci Giovanna. Canta Essere una donna, non facciamo un applauso. Brava, un bel applauso per Giovanna che ci ha cantato questa bella canzone. Brava Giovanna, complimenti. Sì. Ciao. Brava Giovanna. Va bene, facciamo cantare ora un altro ragazzo che poco fa ci ha richiesto di cantare una canzone. Non so come si chiama, aspettate un attimo, lo faccio salire. No, sì, facciamo salire il signor Vincenzo Pellegrino e ci vuole cantare una canzone. Però il signor Vincenzo Pellegrino ce la vuole cantare senza musica. Per cui
Va bene signor Pellegrino? Grazie Gianbetto, la ringrazio. Che cosa che ci canterà? È una vecchia canzone che cantava Luciano De Ore, si intitola Scrivimi. Scrivimi. Allora ascoltiamoci Scrivimi del signor Vincenzo Pellegrino. Grazie. Allora inizio. 75 anni, 75, ricordate. I settantenni di oggi sono i cinquantenni di una volta, l'ho detto qualche altra volta. E ad oggi. Ora, la canzone è un po' commovente, mi raccomando di non commuovervi di nessuno, specialmente dopo una serata così divertente non è il caso di commuovervi, specialmente le donne. E allora. Quando tu sei partita mi hai donato una rosa, oggi triste e sfiorita come questo mio cuore, l'ho bagnata di pianto per darle la vita, ma il tuo amore soltanto la può far rifiorire. Scrivimi, non venirmi più in pena, una frase, un rigo appena, calmeranno il mio dolore, sarà forse l'addio che vuoi dare al cuore mio. Scrivimi, non lasciarmi così, non lasciarmi così. Tu non scrivi e non torni, ti sei fatta di gelo, così passano i giorni senza amore per me, mentre folle amo, forse un altro ti bacia, ed io solo che ti amo, sto soffrendo per te. Scrivimi, non tenermi più in pena, una frase, un rigo appena, calmeranno il mio dolore, sarà forse l'addio che vuoi dare al cuore. Bravissimo, bravissimo signor Vincenzo Pellegrino. Non lasciarmi così, non lasciarmi così. Bravissimo, un bel applauso per il signor Vincenzo Pellegrino. Grazie. Bravo, bravo. Guardate che è difficile, è difficile soprattutto perché canta senza musica. E per cui non solo, dovete ricordarvi che ha 75 anni. Ok? Grazie signor Va bene, grazie signor Vincenzo Pellegrino, di nuovo arrivederci. Ok? Sì, sì, ok. Senta, ma perché faceva così? No, no. Me lo siete giù, grazie. Allora, ok, Alberto. Va bene, ascolta, sì, c'è un problema. Problema? Poco fa è venuto qualcuno da me che mi ha domandato che cerca l'anima gemella. No. E tu lo sai che quando qualcuno cerca l'anima gemella non ci dobbiamo impegnare. Assolutamente, questo è il lavoro tuo. Quando lo so. Però nel 2006 ancora si cerca l'anima gemella. Se no noi che Quasi ci stiamo a fare, scusa. Beh, questo sì. Si rivolgono a noi per cercare l'anima gemella. Questo è vero. Noi A me, siamo in anche obbligo di trovargliela. Assolutamente sì, hai ragione. Lo facciamo salire, lo facciamo conoscere. Dai, facciamolo conoscere dalla gente, certo, assolutamente, Vabbè. visto che è considerato. Facciamo salire questa Signori, anima facciamo gemella che cerca il questo cuore solitario, questo dai. povero uomo che è distrutto. Dai, che tra l'altro. aspettiamo, dai. Vieni, Un applauso per questo ragazzo che cerca la sua anima gemella. Coso, come ti chiami? Scusa. Salvatore mi chiamo. Allora, Salvatore. Salve Salvatore, quanti anni c'hai? 42. 42. Allora, ascolta, come Perché dovrebbe essere questo tuo ideale di donna? E deve essere bruna, Bruna. paputa, Devi... bella pelosa. Ti piace pelosa? Sì. Tutta pelosa completamente oppure in parte? Tutta pelosa. Questi peli dov'è che li deve avere? E tutte le parti. Tutte le parti, cioè Il gambe, braccia. una grappa, tutte parti. Cioè praticamente deve essere tutta coperta di peli. Anche le ascelle. Sì, buono. Soprattutto le ascelle. Sì. Va bene, allora Salvatore dimmi, tu che cosa fai nella vita? Faccio un netturbino. Cosa? Un netturbino. Cioè? Il scubasciato. Caricatore una punta. Cioè praticamente sei in turbino. E poi ci sto parte sopra. Sei in turbino. Sì. Da quanto tempo? Da 20 anni. Allora ascolta, ti voglio fare una domanda, ma con tutto praticamente il tempo che tu c'hai a disposizione per scopare le strade, non hai mai incontrato qualcuna magari che ti piacesse? A 22 anni che scopo, ma Niente.
non ho trovato nessuno. Cioè hai scopato inutilmente. Sì, scusa. mi è rimasto solo questo. Posso dirti una cosa? 22 anni? Ci hai pensato un po' tardi però. Visto considerato Non è l'età che mai c'hai. troppo tardi, perché? No, 22 anni. 22 anni. Ne hai 60 circa? Ma che fa scherzare? Vabbè, allora no, ascolta, prego, prego. ascolta Salvatore, un'altra cosa. Tu lo sai che si presenta da noi, è giusto per cercare l'anima gemella deve fare un videomessaggio. Certo. Tu te la senti di fare il videomessaggio qui di fronte ai telespettatori di Strano Amore Siciliano? Sì. Quindi tu dovresti fare praticamente guardare nella telecamera e fare il tuo videomessaggio rivolto a questa ragazza che tu vai cercando, facendole la dichiarazione per televisione. Vediamo se trovi le parole giuste. E non le trovo le parole. Come non le Lei a trovi? sorpresa mi dice queste cose. Ma è così, deve essere una cosa che spunta dal cuore. Cerco una ragazza bruna, baffuta, Sì, pelosa. l'abbiamo capito, però tu ora ti devi dichiarare con questa ragazza che troverai. Le parole che usi, quali sono? Mettiamo il caso che tu trovassi la tua anima gemella. Cappale, cortile. Dovresti fare una dichiarazione. Come la fai questa dichiarazione? Dai. Allora, usa le parole giuste. Ma non trovo le parole. Allora, aspetta. Fai finta che sono una bella ragazza. Esatto, fai finta che Francesca è una bella ragazza. Dai, devi fare la dichiarazione a Francesco. Dai, mettiamo il caso che sia Francesca e non Francesco. Ciao. No, non devi venire da me, per favore. Stammi lontano. Io mi metto qua, mi guardi, Mettiti qui al centro. mi Dai, guardi. tu guardalo. Cioè, Dai, pensa che mi fai, lui, dai. anzi se essere lui fosse una lei, tu dovresti fare la dichiarazione d'amore. Cosa le diresti? Ciao Franca, E poi? sei bella. E poi? Lo sai che. Lo sai Non che mi far fare del tuo lavoro però, eh. No, no. Lo sai che io ti vorrei. Sai? Vorrei? Aspetta, scusate, no. Non fare sti gesti. Quali gesti? Non fare, metti la mano qua dietro. Ok. Gliela Se no, tengo io poi- la mano, gliela Ok, tengo io, dai. Bravo Alberto. Ok, vai. Sempre pronto, vai. Vai. Sai, ti vorrei. Così tu fai la dichiarazione. Devi fare una dichiarazione È d'amore. la dichiarazione d'amore. E ti devi impegnare, scusa, tu vuoi conquistare Franca? Sì. Allora, prima ti devi mettere i denti. C'ho il perizoma. c'è il perizoma lui, ha un'avventura, Jonathan. Allora dai, forza, andiamo con la dichiarazione. Dai. Francesca, sai appena ti ho visto ho preso la vista. Hai perso la vista? Mi sono Hai messo perso gli occhiali. gli occhiali. Ok. Poi? Sai, sei impegnata? Mamma, sono impegnato. Non sei impegnata? Allora, va bene, facciamo. Questa era una dichiarazione romantica. Ora ascolta, tu le devi fare una dichiarazione d'amore trasgressiva. La sai fare? Trasgressiva, non lo so fare. Come non lo sai fare? Ti metto in posizione. Salvatore! Forza! Trasgredi. La vedi in questa posizione? Non ti avvicinare! Girate. E tu le devi fare la dichiarazione trasgressiva, come fai? La dichiarazione trasgressiva, lo sai che cos'è, no? Che c'entra? Noi parliamo di dichiarazione, non è che parliamo di manipolazione. Manipolazione è una cosa, manipolazione niente, dichiarazione è un'altra niente, cosa. manipolazione giusto? niente. Manipolazione niente. Tu devi fare solamente la dichiarazione trasgressiva. Dai, vai. No, Alberto, cosa fai? Le tenimelo lontano. Salvatore, scusa, ma allora tu sei. lo so figurare. Se ti sto dicendo mi manipolazione niente. Lo so che ti piace, ma tu devi solo fare dichiarazione, non manipolazione. Stasera che fai? Vieni o non vieni? Ti invito in pizzeria. Questa era una dichiarazione trasgressiva. C'è a dire. Come c'è a dire? Vabbè, passiamo a un'altra cosa. Ti do un'altra possibilità. Sì, infatti, È cerca giusto? di renderlo più... Esatto, per i cuori solitari che vengono qui a Strano Amore Siciliano, di solito per attirare l'attenzione di una ragazza fanno le imitazioni. Sì. Tu sai fare le imitazioni di animali? No. Come no? Cos'era questo? Come no? Come no? fatto uno le... Come non sai fare? No, non so Ma fare. se tu vuoi attirare l'attenzione devi fare le imitazioni. Non lo so fare. Ma ti impegni, scusa. Non è che per forza devi essere bravo. Per esempio, se io ti direi facci un cane. Bow, bow. Come? Bow, bow. Questo era un cane, un cane zoppo sembrava. Zoppo. Facci un cane più aggressivo, un cane più cane. Ci devi fare. Bow, bow. Perché il cane è strano. Vabbè, continuiamo. I cani sono, che vale. Lo so, questo era un cane particolare. Facci un gatto. Miau.
Ripeti. Miau. Questo era un gatto. Un gatto maschio o femmina? Sai, non ne distingo se è maschio o femmina. Vabbè, facci un gatto maschio che sta parlando con una gatta femmina. E lei mi sta chiedendo troppo. Ma e tu provaci, dai, dai, che è importante. Miau, miau. Come? Miau, miau. Vabbè, continuiamo con la pecora, dai. E c'è un gatto già. Un pochino più accentuato, dai. Bella questa. Vabbè, ora attenzione, faccio un animale che è importante. La mucca. Vediamo. Bella, ti è venuta bene. Facci il toro. Questo è il toro. Ascolta, devi farci tu un toro da monta. Tu lo sai che i tori da monta sono diversi, sono più arrabbiati. Ci sono i tori normali e i tori da monta. Tu devi farci un toro da monta. No, no. No, stai lì. Stai lì, stai calmo. Dai, facci l'imitazione del toro da monta, dai. Questo è un toro da monta. Questo sembra un toro smontato, non un toro da monta. Devi fare un toro da monta, bello arrabbiato. Non mi pino la mia. Già c'era qualcosa. Il cavallo lo sai fare? Non mi pino fare Il cavallo niente. Ascolta, l'uccellino lo sai fare? L'uccellino. L'uccellino lo sai fare? L'uccellone c'è. L'uccellone, lo sai fare l'uccellone? Dai, prova. Non mi pino. Dai. Non riesco a fare. Prova, vediamo come ti viene, dai. Volete che fa l'uccellone? Più forte. Sentito. Facci vedere l'uccellone, dai. Facci vedere come fai l'uccellone. Facci vedere come fai l'uccellone. Mancava. E non ci riesco a fare l'uccellone. Ma provaci, lo vogliono sentire, dai. Giù. Che ciucciù, che è? Questo era un uccellone. Non mi pino fare l'uccellone. Vabbè, allora ti dico un ultimo animale. Dimmi. L'ornitorinco. E lei parla purtroppo difficile. Il brontosauro. Un brontosauro. Mi pino fare. Non riesco a fare. Allora facci la palandra. Non lo sai che cos'è la palandra? Lo so, ma lei mi parla delle cose molto difficili. Vabbè, allora un animale molto particolare che tu sai fare qual è? So fare solo il cavallo. È il cavallo, facci il cavallo. Dai. Allora, mettiamo il caso, io ti direi di fare il cavallo sia come imitazione vocale e sia come gesto. Come lo faresti, dai? Quale gesto? Gesto, muoviti come un cavallo, dai. Fai il cavallo, imitaci il cavallo, dai. Forza, dai, Salvatore, dai. Sveglia. Devi fare il cavallo. Ma che non so saltare. Vedi Francesco come è bravo. Lo sai fare come fa Francesco? Forza, Salvatore, dai. Facci vedere il cavallo, dai. Prova. Dai. Ci andavi bene, dai. Dai. È chiaro, vanno tu cavallo. È chiaro, ce ne vuole mettere, è chiaro. Dai. Ecco, hai visto? Semplicissimo, no? È chiaro. Allora, ascolta, facci i gesti di un toro da monta. Vediamo come fa. Dai. Un toro, molto facile, dai. Forza! Col piede devi fare, col piede. I tori fanno col piede così. Esatto. E con nudo dai. C'è qualcuno che lo sa fare meglio di lui? C'è qualcuno che lo sa fare meglio di lui? Tu, sali, vieni qua. Tu che parli? Forza, vieni qua. Dai, forza. Oh, ha trovato coraggio Carmelo. Incredibile. Carmelo. Eccoci qua, un bel applauso per Carmelo, dai. Allora, c'è Carmelo che ti vuole dare un consiglio. Allora, Carmelo, noi abbiamo detto tu sai fare il cavallo? Allora, ci devi fare il cavallo sia come gesto e sia come imitazione. Noi c'è un cavallo. Fagli vedere che dovrebbe fare il cavallo. Ora la mossa. Continua.
Forza! Ultimi cretini. Forza! Dai! Bravo! Ora fai il toro, il verso del toro e giustamente le mosse. Come? Poco fa dice lo so, di qua, di là e ora. Forza Carmelo, dai! Forza! Carmelo, dai! Cioè Francesco deve dire qualcosa. L'unica cosa che non bere più Carmelo, perché no, però Alberto, permettimi solamente una cosa. Dimmi. Da tutto hanno fatto un animale che loro non sanno neanche di averlo fatto. Signori, vi presento i due asini. Un bel applauso. Anche per Carmelo che ha avuto il coraggio di salire. Si abbracciano pure. Parlavo di te. Tu vai vedo. Con sta faccia che c'hai. Con sta faccia che Vedo, è una scimmia. questa io non lo so. Mi volete prendere una graffa per favore, che vi facciamo vedere lo spettacolo che è successo l'altra sera? Mi portate una graffa, una graffettina, una graffa con la crema, Una graffa con la crema. Vieni, Bastiano, Carmelo, vieni qua. Signora, lei è gentilissima, la porta fino a qua. Devo chiamare, signore. Aspetta, però non parlare. Vieni qua, stai qua. Stai qua. Signora, lei è gentilissima, l'ha portata fino a qua. Me la prendi, per favore. Per esempio, l'altra sera, chi ha visto lo spettacolo dell'altra sera? Grazie. Chi ha visto lo spettacolo dell'altra sera? L'altra sera? Buonissimo. State fermi. Carmelo. L'altra sera, Carmelo. vieni qua Carmelo, vieni. Te la do in mano a te, guarda, adesso te la do in mano a te. L'altra sera abbiamo fatto uno spettacolo veramente bello. Qui in piazza. In piazza. Si trattava praticamente che questo povero uomo è stato povero, ora massacrato di uova, farina, caffè, eccetera, 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 maionese, ketchup in mezzo alle mutande. Ma lui si trova bene quando uno lo tratta in quella maniera lì. Per esempio, se io adesso prendo questa graffa e gliela sbatto in faccia, lui non fa niente. Completamente, anzi si mette a ridere. Ma ve lo dimostro. Volete vederlo? Volete vederlo? Avete visto? Ha tentato di mangiarsela. No. Vieni qua. Simpaticone. Vieni qua. Ha tentato di mangiare perché ormai è talmente abituato a questo. Sì, lo facciamo spesso. Si mangia di tutto, veramente. Sì, bravo. per mangiare. Bravo Salvatore. Bravo, veramente bravo. Facciamo Vieni, un applauso, pulire la Salvatore. mano. Fa parte dello staff, per cui Assolutamente non ti sì. preoccupare. Lui si chiama Ignazio Basilicò. Passiamo Un applauso per Ignazio Basilicò. Bravissimo. Bravissimo. Fuori il primo asino. Va bene, a Carmelo che gli facciamo fare? A Carmelo, io direi. No, mi sto solo Allora, pulendo, Carmelo, mi hanno detto che cercavi l'anima gemella, vero? No? Non la cerchi l'anima gemella? Ce l'ho. Una ragazza? Già ce l'hai la ragazza? Ah sì. Ah, la ragazza, Francesco. Veramente? Ah, sì, da molto. Io non ci credevo. Cioè, Scusa, girati. Se non lo dicevano. No, Girati. dall'altra parte. Che c'è? Carmelo, che c'è? Vieni qua. No, si vede. Lo sanno già tutti che sono cornuto. No? Allora, Carmelo, come si chiama questa ragazza? Daniela. Da molto? Qua, Da quanto tempo? Allora, Carmelo, da quanto tempo è che conosci Daniela? Allora, Carmelo, sto parlando con te, dai. Chi è? Chi? Peppe? Chi ha Peppe? Ti piace Peppe? Peppe! Che va a fare? Ma è bella sta cosa, perché piace quando bene? si vede una telecamera si cerca sempre di scappare. Noi la cerchiamo sempre. Ma invece Pio loro chi? scappano. Un po' Pio, un po' Bastiano. Che va a fare? Alberto io sono. Come? Sasà. Selvaggio. Somiglia a Sasà. Abbiamo Accledi, abbiamo Sasà, poi che c'è ancora? Freddy, non Freddy. Chi Va c'è bene. ancora? Ok,
Ok, visto e considerato che il nostro... Vieni Enza, vieni. Lei cerca veramente l'anima gemella. Chi è? Enza. Vieni Enza, vieni. Aspetta, ma è ragazza. È ragazza, sì. quella lì, Enza, quella se che non vedo vieni io. ti faccio il nome e dico tutta la storia della tua vita. Dai, sei Enza. Se non vieni dico tutta la storia della tua Enza, vita. vieni. Enza, ti aspetto. Te lo dico. Enza? Dai. Volevo solamente aiutarti ad accasarti. Magari ci dici come dovrebbe essere il tipo ideale di uomo. Io lo so però. No, neanche questo. Sì, ma dico per un uomo per piacerti, come dovrebbe essere? Sì, siamo d'accordo. Se la figlia vuole Tommasino, lei vuole il papà di Tommasino. Esatto, certo. Va bene, ok. Noi andiamo avanti, se qualcuno vuole farsi vedere in televisione, può farlo, basta che sale qua. Poi si vedrà per una settimana intera, sempre in televisione. Carmelo, ancora qua sei? Ciao Carmelo. Ciao. Ciao Carmelo. Ciao Carmelo, vai. Ciao, simpaticissimo il nostro Un applauso a Carmelo. Bravo, Bravissimo. bravo come sempre, bravo. Ok, continuiamo.